È un Cagliari che sa leggere e scrivere perché nel corso della partita di oggi, vinta contro il Torino per 3-2, ha saputo leggere diverse situazioni della gara e ha scritto poi la sua vittoria attraverso le contromisure che sono state adottate per riuscire a ottenere il risultato. Partita preparata molto bene dal tecnico Nicola, che sperava in un Luvumbo più efficace, cosa che invece è mancata nel corso del primo tempo. Un primo tempo dove però la partita è stata di Serie A, grande ritmo, squadre che hanno tentato di costruire il gioco riducendo quello avversario e quindi giocate molto veloci per poter riuscire a entrare e tecnicamente dovranno essere anche di grande valore. I gol sono arrivati su calcio piazzato, quello di Viola che ha trovato poi Coco che ha deviato battendo Milinkovic e Savic per il vantaggio, immediatamente rintuzzato dalla prima sbavatura difensiva del Cagliari, forse anche l'unica nel corso del primo tempo. Questo testimonia che la Serie A si gioca bene, puoi giocare a grande ritmo, puoi costruire occasioni, ma non devi sbagliare. Errore che è stato pagato caro con il colpo di testa di Sanabria indisturbato, sfuggito alla difesa del Cagliari. Nel corso dell'intervallo la mossa di Nicola, che ha tolto Luvumbo che non rispondeva a quello che lui desiderava facesse, e ha inserito Marine ed è nato un Cagliari molto aggressivo, capace di costruire 3-4 palle gol sotto la porta del Torino, senza riuscire però a concretizzare. E molte volte quando capita che poi Linetti dall'altra parte trova il tiro giusto, che incappa sulla mano morta, in questo caso di Scuffetti, che non riesce a deviare e con una concessione un po' troppo lasciva all'esterno dell'area per poter concedere il tiro al centrocampista, ecco che la partita si capovolge, che il destino soprattutto si capovolge. E lì è il tecnico che deve essere capace di scuotere la squadra. Una squadra che si era improvvisamente disunita, che si è allungata, che non riusciva più a produrre il gioco che aveva prodotto prima di andare in svantaggio. E dalla panchina le mosse, delle mosse che ti possono cambiare letteralmente la struttura della squadra e che ti permettono poi di riuscire a ottenere quel sussulto, quella reazione, quell'identità nuova che ti porta prima al pari e poi al successo. Un pari firmato da Palomino, primo gol il suo, davvero il proprio leader dentro l'area, su un calcio piazzato ancora, e poi l'azione che ha portato al gol del 3-2, sia autogol di Coco, dove è stato molto bravo, in questo caso il solito Piccoli, a inserirsi molto bene in area per il tiro cross che poi Coco ha messo alle spalle del proprio portiere. Lì il Cagliari ha avuto quasi paura di vincere, le gambe molli nel finale sono frutto anche della stanchezza di molti suoi protagonisti, che sulla spinta di un Torino che a quel punto ha avuto la possibilità di inserire i due attaccanti che aveva in panchina, gli mancavano certamente i difensori e i centrocampisti per poter variare il tema della partita, ecco la spinta dei Granata ha portato a dover faticare per riuscire a mantenere il risultato. Ci è voluto un grande Scuffet che si è fatto perdonare da quella mano morta precedentemente su un colpo di testa di Sanabria per tenere il Cagliari in vantaggio. Sofferenza fino alla fine, ma la sofferenza che serve nella Serie A, una sofferenza che serve, che è una delle componenti, che però devi unire a quello che è stato anche oggi il gioco, l'unità della squadra, la capacità di giocare in 16. Ecco, tutti aspetti positivi che dobbiamo riconoscere al tecnico.